MDN Veneto incontra Enrico Cappelletti, benvenuto nella nostra trasmissione. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, candidato presidente nella regione Veneto, una sfida enorme da affrontare, insomma ci vogliono spalle grosse, però bisogna dire che Enrico Cappelletti ha una grande esperienza a livello istituzionale, quindi lancia questa sfida a Zaia, soprattutto perché al momento insomma il competitor principale è lui. E proprio parlando di Regione Veneta, vogliamo entrare in un argomento specifico, perché la campagna elettorale è lunga, avremo modo magari di incontrarci in altre occasioni. Però parliamo della questione derivati. Sì. È sorta tutta una polemica, c'è stato un deputato anche del Movimento 5 Stelle che ha tirato fuori insomma, questa patata bollente dei derivati, lei l'ha ribadita, però diciamo anche la Regione Veneta poi ha fatto uscire un comunicato che in questo momento stiamo vedendo, la situazione dei derivati della Regione Veneto, però dal suo punto di vista, allo stato attuale, qual è la situazione dei derivati? Parliamo di questo argomento che riguarda soprattutto i soldi dei veneti. Sì, devo fare una premessa. Il problema dei derivati è un problema annoso che ha riguardato fino a 800 enti pubblici o giù di lì nel nostro paese. È un problema che riguarda il passato perché dal 2008 non si possono più stipulare, però essendo che sono stati stipulati contratti anche a 30 anni ed oltre, chiaramente ne paghiamo il costo anche ai giorni nostri e probabilmente, anzi sicuramente anche per i decenni a venire. Quindi è una situazione generalizzata di abuso e anche sopruso in qualche maniera da parte di molti enti che hanno in qualche maniera gestito la possibilità di avere in disponibilità una liquidità nell'immediato a scapito di un aumento dell'indebitamento che viene in qualche maniera spostato nelle generazioni future. Io non ho notizia di un solo contratto in derivati sottoscritto da un ente pubblico italiano in cui abbia guadagnato l'ente pubblico. Sono state decine di istituti bancari che hanno offerto nell'arco di 15 anni circa questo tipo di proposte, di titoli, insomma, di contratti finanziari agli enti locali. Ce ne sono state molte anche di diritto estero. L'Italia è stato per 15 anni il paese del ben godi da questo punto di vista, si è approfittato in qualche maniera di uno strumento che aveva una sua ragione d'essere e ha una sua ragione d'essere nel momento che può essere un contratto collaterale di copertura di un rischio che è rappresentato da un contratto sottostante. Da parte degli enti pubblici però è stato gestito in maniera fallimentare perché non è stato soppesato per mancanza di conoscenza, per malafede, per colpa, per dolo, per motivi più vari, ma non è stata data la debita importanza al profilo di rischio a cui si sarebbe andato incontro, si sarebbe esposto l'ente locale sottoscrivendo quel determinato contratto. Ora però ci troviamo in una situazione diversa ed è tornato diciamo, in tutti i titoli di cronaca questo argomento perché finalmente c'è stata una sentenza della Cassazione a sezioni riunite che ha in qualche maniera fatto ordine su sentenze precedenti che andavano in direzione diversa e sostanzialmente ha dichiarato la nullità di un contratto in derivati sottoscritto peraltro da un comune che in questo momento è amministrato dal Movimento 5 Stelle, e questo lo dico con orgoglio, perché c'è stata anche la caparbietà da parte di chi amministra quel comune per procedere in giudizio fino a livello evidentemente più alto di giudizio stesso. È dichiarata la nullità proprio perché mancavano delle componenti essenziali informative da parte dell'ente proponente all'ente sottoscrittore del contratto medesimo. Parlo ovviamente del livello di rischio, parlo dei costi impliciti, parlo del massimo e minimo range di perdita a cui si può andare incontro sottoscrivendo questo tipo di atto, che erano. Infatti mi viene poi, fra l'altro, diciamo, da sottolineare un aspetto, non è solo la questione del derivato, ma in generale
l'istituzione pubblica non dovrebbe avere questo senso di credere e ottenere questo tipo di prodotti, perché così vengono chiamati, prodotti finanziari. Il bene principale da perseguire da parte di un'istituzione è quello pubblico, quindi qua entriamo nel tema: l'istituzione deve diventare un'azienda o deve restare pubblica e guardare il bene del cittadino a prescindere se uno deve guadagnare o non guadagnare dalla propria attività? Beh, è una bella domanda. Io credo che, come tutte le cose, anche questa, se fosse stata utilizzata bene, non avrebbe creato questa enorme perdita. Pensi che la Banca d'Italia ha stimato perdite potenziali per ulteriore 1 miliardo e attualmente stiamo pagando in derivati i nostri enti locali 250 milioni in perdite all'anno, quindi una cifra pazzesca, a cui adesso però, alla luce di questa nuova sentenza della Cassazione, si può porre rimedio. Il mio invito, ma l'invito, diciamo, di chi ha portato avanti questa battaglia fino in Cassazione e dei parlamentari del Movimento 5 Stelle che l'hanno seguita, è a tutti gli enti locali di impugnare i contratti in essere, di perseguire lo stesso percorso e allo scopo di venire allo stesso risultato, una dichiarazione di nullità di un contratto che trasferisce i vantaggi alla banca o all'istituto finanziario che ha proposto la stipula e i costi all'ente locale, che di fatto brucia in questa maniera i contributi della fiscalità da parte dei cittadini. Credo che sia una questione di giustizia. Lei prima diceva che in Regione Veneto avremo una battaglia aspra, una sfida importante. È vero, ma questo è vero soprattutto perché i cittadini del Veneto non sanno nulla di ciò che accade in Regione, perché c'è una gestione dell'informazione che è monodirezionale. Nessuno in Veneto sa che Zaia e la Regione Veneto hanno sottoscritto contratti in derivati a valore per oltre 300 milioni di euro. Nessuno sa che questi contratti hanno già causato perdite. All'epoca delle analisi finanziarie che abbiamo fatto noi erano di 57 milioni di euro, adesso sono sicuramente molto di più. Pensi che qualche giorno fa la Corte dei Conti ha nuovamente bacchettato la Regione sostenendo che sono troppi derivati sottoscritti, invitando la Regione a rinegoziarli, ma questo doveva essere fatto già 10 anni fa. Non è stato fatto perché il mio appello alla Regione Veneto, a chi è la ministra in questo momento, non è di rinegoziare quei contratti, ma è di chiamare in giudizio la controparte e di arrivare, così come è stato fatto dal Comune di Cattolica, ad una definizione della questione in un'aula di giudizio, perché le probabilità che anche questi contratti, che in questo momento hanno fatto perdere circa 57 milioni, probabilmente una cifra superiore, ma potrebbero arrivare a perdite di 150 milioni e anche di più nei conti della Regione, che sono soldi bruciati, buttati via praticamente, potrebbero essere dichiarati nulli e quindi ricompensate, diciamo, delle perdite subite dalla Regione Veneto e tutti i contribuenti che evidentemente vedono bruciare parte della loro fiscalità. Questa parte, insomma, che ogni tanto viene fuori quando si dice i soldi vengono buttati, vengono bruciati, però in effetti qualcuno poi li raccoglie questi soldi. Magari si sapesse dove li buttano andremmo tutti a recuperarli in discarica questi soldi, no? Mi sbaglio? Allora, in economia c'è una legge molto semplice che possiamo capire tutti: i soldi non si bruciano, è un termine, se vogliamo, non proprio. I soldi finiscono sempre da una tasca ad un'altra, anche dal crollo, dal fallimento, chiamiamolo così, delle 2 banche locali che in Veneto, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, con un buco di decine di miliardi di euro. Non solo un euro di quelli è sparito nel nulla, sono tutti finiti dalle tasche dei risparmiatori truffati a quelle di qualche chiamiamolo così, furbo oppure fortunato che si è trovato in quel momento ad approfittare di una situazione di questo tipo. Ora, la Regione Veneto dichiara che i contratti che sono stati sottoscritti non sono di natura speculativa. Io prendo atto di questo. In effetti sono contratti che servivano a tutelare da un rischio aumento del tasso di interesse oltre un certo limite.
Però prendo anche atto del fatto che da tanti anni che sono stati sottoscritti sono sempre in perdita. Prendo atto del fatto che sono stati già bruciati delle cifre così importanti e sono 3 volte tanto quelle che potremmo bruciare da qui agli anni a venire. Prendo atto del fatto che mi sembra azzardato sostenere che un contratto in derivati non sia un contratto di natura speculativa. È molto difficile stabilire qual è la differenza tra una cosa e l'altra. Io credo che nel momento stesso in cui è stato fatto un abuso di questo strumento da parte degli enti locali nel nostro paese, la natura speculativa di questi contratti emerga nella maniera veramente più evidente a tutti i cittadini. Però io aggiungerei una ulteriore considerazione, ma delle due l'una: o la Regione era a della percentuale di rischio di perdita relativo alla sottoscrizione di questi contratti, e allora mi chiedo, visto e considerato che coloro che li sottoscrissero allora sono gli stessi che amministrano la Regione oggi, perché, considerato il fatto che la probabilità di perdita era normalmente superiore alla probabilità di averne un vantaggio, perché sono stati sottoscritti? La seconda ipotesi è che non ne fossero a conoscenza e che quindi in qualche maniera la società proponente avesse mantenuto riservato un dato che avrebbe potuto non essere comunicato. Ora, un buon amministratore avrebbe dovuto esigerlo, ma diamo anche per scontato il fatto che per ignoranza, per non conoscenza o insomma non sia stato fatto. In buona fede, insomma. In buona fede, bene, sussistono i presupposti per chiamare in giudizio il proponente, proprio perché non era stata data indicazione sulla probabilità di perdita legata alla sottoscrizione di questo strumento, perché è ovvio che le banche e gli istituti finanziari il loro calcolo di probabilità di perdita o di guadagno se lo fanno in maniera puntuale. È ovvio, perché sono professionisti che vanno a proporre degli strumenti che fanno loro guadagnare. Noi da cittadino, lo dico, ci saremmo aspettati che dall'altra parte anche chi amministra la regione avesse la stessa sensibilità di tutelare l'interesse dei cittadini e quindi i soldi dei contribuenti, piuttosto che andare in maniera a sottoscrivere un contratto che contiene dei rischi così elevati senza le dovute precauzioni. Comunque, se sapevano del rischio, rispondano adesso ai cittadini del motivo per cui, sapendo che avrebbero perso tutti questi soldi, hanno sottoscritto il contratto lo stesso. Se non sapevano del rischio, bene, impugnino quei contratti in sede, ovviamente nelle sedi opportune, perché c'è una giurisprudenza della Cassazione a sezioni riunite che in questo momento potrebbe dichiarare la nullità. Mi sembra una buona indicazione da far arrivare a chi di dovere. Va bene, Cappelletti, la ringraziamo di essere stato nostro ospite, la rimandiamo, tanto la campagna elettorale è abbastanza lunga, gli argomenti sono tanti, lei è in giro a presentare anche la lista dei candidati in tutto il Veneto, nelle 7 province del Veneto, quindi le auguriamo buon lavoro e a risentirci per la prossima occasione. Grazie e arrivederci a tutti. Arrivederci. Mayday, Mayday, up and shoot, Mayday.